Buongiorno, buona domenica, ben ritrovati in diretta come sempre per raccontarvi le notizie del nostro territorio, la cronaca in primo piano, e torniamo a parlare dell'omicidio avvenuto in Inghilterra. La vittima, una donna trevigiana, 45enne di Roncade, viveva in Inghilterra da una decina di anni. Gloria De Lazzari è stata trovata morta nell'appartamento dove viveva. La polizia ha fermato un 33enne inglese accusato dell'omicidio, ancora a volte dal mistero modalità e movente del delitto. Voglio giustizia e verità per mia figlia, dice la mamma della donna che abita a Musestre. L'hanno trovata morta, assassinata all'interno dell'appartamento dove abitava nella cittadina di Bolton, vicino Manchester, nord-ovest dell'Inghilterra. È ancora avvolta dal mistero la morte di Gloria De Lazzari, 45 anni, originaria di Musestre di Roncade, uccisa in circostanze ancora tutte da chiarire. Il ritrovamento del corpo risale a lunedì mattina, quando la polizia inglese è entrata nell'appartamento in seguito alla segnalazione di amici della donna che non riuscivano a mettersi in contatto con lei. Una volta all'interno, la tragica scoperta. Gloria De Lazzari viveva in Inghilterra da una decina d'anni, dove lavorava come rider, faceva le consegne a domicilio per ristoranti e pizzerie. È stato l'ex marito inglese a riconoscere ufficialmente il corpo e poi a mettersi in contatto con la mamma di Gloria, che abita a Musestre. Il papà è morto diversi anni fa. Uno shock per mamma Daniela, che aveva contatti telefonici quotidiani con la figlia. Ho saputo martedì sera che la polizia mi ha chiamato, ha detto questo: signora, devo dire una cosa, sei a casa da sola? Sì, ma si chiami qualche amico? Ma come? Dimmelo a me, che sono sua madre, no? Allora ha detto: guarda che la figlia è morta, la Gloria è morta. La mamma, sconvolta, ancora non sa cosa effettivamente sia accaduto alla figlia, come sia stata uccisa, da chi e perché. Uno mi dice con la pistola, l'altro mi dice che l'ha buttata per terra e il terzo dice che l'ha soffocata da Farnesina. Il legale della famiglia, l'avvocato Gabriele Ani, è in contatto con il consolato italiano ed i detective che si occupano delle indagini. Mercoledì è stato disposto il fermo di un 33enne inglese accusato dell'omicidio. Nelle prossime ore verrà probabilmente disposta l'autopsia sul corpo di Gloria, dalla quale potrebbero arrivare notizie che chiariscano cosa le sia accaduto. La mamma vuole verità e giustizia. Una giustizia voglio una verità. Gloria era una donna molto riservata, racconta la mamma, e sapeva farsi voler bene per la sua bontà, gentilezza e generosità. E aveva il cuore molto, aiutava tutti quanti se poteva. A Roncade la notizia si è diffusa rapidamente, lasciando attonita la comunità. Da parte dell'amministrazione comunale e di tutta la comunità roncadese esprimo il mio più profondo cordoglio per la scomparsa della concittadina Gloria De Lazzari. Notizia che ha sconvolto tutta la comunità, notizia presa in queste ore, per le quali non conosciamo quali siano stati i motivi di questa tragica scomparsa. Da quello che sono venuto a conoscenza io, so che la Farnesina si è messo in contatto con la mamma e sembra abbiano già arrestato chi ha commesso il delitto. Cercheremo di capire ulteriori dettagli nei prossimi giorni, ma quello che chiedo adesso, anche per rispetto della famiglia, è il massimo riservo. Ed il cordoglio da parte di tutta la cittadinanza di Roncade, e anche oggi durante la messa. Ci sono delle novità su questo omicidio, perché il principale sospettato per la morte di Gloria è James Morton, 33 anni, arrestato nelle scorse ore dalla polizia inglese. 9 anni fa, nel 2017, era stato condannato a 12 anni di prigionia per aver accidentalmente strangolato la sedicenne Anna Parson, fidanzata di un suo amico. Secondo la pronuncia del giudice dell'epoca, Morton aveva strangolato la donna fino ad ucciderla senza
senza alcun preavviso. Allora 24enne era stato assolto dall'accusa di omicidio volontario ma condannato a 12 anni per omicidio colposo. Non gli era stata riconosciuta l'intenzione diretta di uccidere. 9 anni dopo la morte della nostra Gloria e De Lazzari, e ora lui è stato accusato della morte sembra per strangolamento, ma è tutto ancora da chiarire. Le indagini della polizia ovviamente seguite dalla Farnesina per capire la morte della nostra connazionale. Sconosciuto, come avete sentito dal servizio, anche il movente, si sapeva solo che abitava vicino al suo assassino. E noi rimaniamo a Roncade, pochi secondi che sembrano interminabili, la lama puntata e la paura che blocca il respiro. Ieri sera a Biancade una rapina lampo ha trasformato una normale uscita serale di 2 amici in un incubo. Un bel momento, è arrivato questo personaggio, alzato col cappuccio, alzato, no? Un bel momento. Datemi i soldi, col coltello, e ha puntato a mio amico, no? Mio amico ha detto no, io non ne ho soldi, guarda, e l'ha preso per il cappotto, l'ha preso per il e datemi i soldi, datemi. L'80enne Giuseppe De Vidi stava uscendo di casa con un amico per andare a cena, una serata come tante. Stavano partendo con l'auto parcheggiata in strada quando all'improvviso la paura li ha paralizzati. Da dietro un capitello, tra via Camorelli e via D'Annunzio, è comparso un uomo di colore con una felpa blu e il cappuccio calato, in mano un coltello. Pochi secondi, una minaccia e il gelo che scende lungo la schiena. Questo cosa vorrà? Ho detto, anzi pensavo fosse stato scherzo, no? Invece a quel momento no, ho detto questo fa sul serio veramente. Il coltello era grande? Sì, abbastanza, sarà stato diciamo sui 15 centimetri di lama. Noi eravamo qua, mio amico è sceso in macchina, io sono sceso dalla parte del passeggero, un bel momento è arrivato da quell'angolo lì. Era ubriaco? Mi sembrava un po' drogato, dal mio punto di vista sì. Età? Sui 25-30 anni. Attimi interminabili, il cuore che batte all'impazzata, poi la fuga del malvivente e la consapevolezza di essere scampati al peggio. Sì, ha preso paura sì il mio amico. Sì, un bel momento sì, perché se l'ha vista brutta. Se lui era da solo veramente se la vedeva brutta. Sulla vicenda ora indagano i carabinieri. Il sindaco è stato convocato per un confronto, mentre cresce l'allarme sicurezza tra i residenti. Non mi hanno ancora detto se lo conoscono o no, però insomma so che hanno già delle immagini a loro disposizione e stanno cercando di individuarlo. E proprio in merito a questo faccio un appello a tutti i cittadini che magari l'hanno visto ieri sera o l'hanno incrociato a passeggiare in giro per Biancade o nelle frazioni qui vicine, a dare tutti i dettagli ai carabinieri in modo tale che venga preso prima possibile. Una paura che in pochi minuti ha fatto il giro della città, alimentando il tam-tam sui social. E fino ad oggi sì, ok, Roncade è sempre stata un po' alla luce dei furti in case e abitazioni, sicuramente anche le truffe, ma mai per una rapina così, insomma, su un orario. Poi Biancade è una cittadina molto serena e tranquilla, quindi sono tutti estremamente preoccupati. Ed ora una notizia che ha scatenato già non poche polemiche. L'ICE, il corpo di polizia federale americano noto per le violente retate contro i migranti, coinvolto nella sicurezza delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Lo scoop pubblicato da Fatto Quotidiano che ha scatenato una tempesta politica. Il governo minimizza, le opposizioni invece insorgono e parlano di sovranità a rischio e diritti calpestati. Scoppia il caso ICE a Milano Cortina 2026, secondo quanto rivela il Fatto Quotidiano nell'esclusiva di Stefania Maurizi. Agenti del temuto corpo federale impegnato negli Stati Uniti nella repressione della presunta immigrazione irregolare saranno presenti in Italia per supportare il servizio di sicurezza diplomatica del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti durante le Olimpiadi e Paralimpiadi. Una indiscrezione che ha avuto un effetto deflagrante in Parlamento. Questo è uno degli aspetti che mai erano stati discussi in Parlamento, non erano mai stati presenti come risposte alle interrogazioni che abbiamo fatto sia alla Camera che al Senato, e Piantedosi questa volta deve davvero dare una risposta esauriente e convincente.
A stretto giro il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha smentito la notizia, ma ha anche aggiunto: non vedo quale problema ci sia. Il coordinamento della sicurezza rimane in capo alle autorità nazionali e si tratterebbe di modelli consolidati di collaborazione con un paese alleato. Le opposizioni non ci stanno. Il Partito Democratico chiede chiarezza su funzioni, limiti e regole di ingaggio degli agenti americani e annuncia un'interrogazione parlamentare. La sicurezza di un grande evento internazionale, dice il responsabile Matteo Mauri, deve avvenire nel rispetto delle regole e dei principi costituzionali. Non si può apprendere dalla stampa la presenza di apparati di sicurezza stranieri. Interrogazione anche dal Movimento 5 Stelle, che chiede al governo quale sia il titolo giuridico che consentirebbe la presenza dell'AIS sul suolo italiano e su quali accordi formali si fondi. Ancora più duro Alleanza Verdi e Sinistra. Per Marco Grimaldi si tratta di una perdita di sovranità, mentre la capogruppo Luana Zanella parla di una presenza gravissima e inaccettabile. È veramente scandaloso. Questo corpo che noi conosciamo attraverso le notizie nei media nazionali e internazionali si è macchiato di lesioni gravissime dei diritti umani e adesso lo vogliamo anche qui perché il nostro governo, le nostre forze dell'ordine non possono garantire, non sono autonome nella gestione della sicurezza. Al centro dello scontro l'immagine dell'Italia e lo spirito stesso delle Olimpiadi, un evento che dovrebbe unire ma che a 13 giorni dall'accensione del braciere infiamma una polemica politica destinata a far discutere. E discuteremo proprio di questo con i nostri ospiti che ci raggiungeranno qua fra qualche minuto, che sono Marco Della Piedra, sindaco di Spresiano, Emanuele Crosato, sindaco di Cesalto, e poi con il segretario regionale di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo. Ora noi andiamo avanti invece con la cronaca. Un cittadino russo di 22 anni che aveva spruzzato spray al peperoncino all'interno di un locale notturno di Padova è stato denunciato e sottoposto a daspo urbano per 3 anni dalla questura. L'episodio è avvenuto nella notte di giovedì 22 gennaio ed è stato reso noto solo oggi. I poliziotti delle volanti sono intervenuti verso l'1:30 in zona Montà su chiamata al 113 da parte del personale del locale. La sostanza urticante aveva causato il panico tra i clienti e aveva costretto a interrompere le attività per aereare i locali. Alcuni avventori avevano iniziato a tossire in maniera insistente. Il personale addetto alla sicurezza, su richiesta del gestore, ha immediatamente avviato l'operazione di deflusso dei clienti controllandoli con il metal detector. Ed ora invece noi torniamo nel Trevigiano e parliamo ancora di furti e spaccate. Nella notte i ladri hanno tentato di entrare al Bassanello in via Cairoli, in pasticceria da Nascin Ben in viale Luzzati, ma sono entrati anche in 2 abitazioni adiacenti, lo sconforto del titolare. È arrivato questo tipo che comunque ha fatto il giro di tutto il locale, ha provato a entrare prima dalle porte sul retro, poi dalle porte qui davanti, tra cui una, quella laterale, me l'ha quasi staccata perché si è appeso di forza. Non ha fatto grossi danni, però è più tutto il disagio che si sta creando qua attorno. Ieri sera alle 6:40 sono andati a rubare su 2 appartamenti adiacenti ai nostri, quindi noi abitiamo anche qua, ho famiglia, ho 2 bambini, quindi ho dei dipendenti anche da salvaguardare, perché persone così che arrivano all'1:30 di notte, quindi non un orario così, e non si fanno neanche il pudore che ci sia, non sia nessuno, a volto scoperto e quant'altro, chiaramente sono un pericolo. Ancora tentate spaccate nella notte, stavolta è la zona del Put, tra viale Cairoli e viale Luzzatti, ad essere presa di mira. Prima al Bassanello di Alberto Furlan, il malvivente è arrivato già ubriaco e ha tentato di forzare le porte, anche scagliandoci contro il cavalletto di una bici trovato sul luogo, cominciando da quella sul retro, poi quella davanti, causando come al solito ingenti danni e poca refurtiva. Poi si sarebbe diretto alla pasticceria Nascin Ben qualche metro più in là, anche qui non riuscendo a recuperare nulla. Poi i furti nelle abitazioni a pochi passi da dove Furlan abita e il senso di insicurezza che cresce perché non era la prima volta che accadeva e quindi ora installerà anche un allarme. È la 6ª in 4 anni, quindi comincia a essere un po' un disagio. Infatti oggi è passato che stamattina allarmeremo anche il locale e oggi pomeriggio verranno ad allarmarcelo, quindi abbiamo fatto abbastanza velocemente. Ripeto, proprio per salvaguardare quello che è anche i miei dipendenti e noi stessi, perché a una certa ora chiudiamo
siamo dentro magari a finire di lavorare, di pulire e può arrivare chiunque. E mentre Furlan conferma che aderirà alla raccolta firme lanciata da Antonio Matruda per coinvolgere i commercianti, ma probabilmente non alla manifestazione, sale lo sconforto per come stanno andando le cose. A parte più certezza della pena serve più potere alle forze dell'ordine e più voglia di far rispettare queste leggi, perché non credo sia giusto che io almeno da padre possa pensare che i miei figli crescano in un paese del genere. E intanto in via Gandino un cittadino segnala che oltre ai furti negli appartamenti i malviventi si stanno spostando sulle auto. Secondo round, scrive in un post sui social, in una settimana. Batterie e sedili rubati da una RAV4. E noi rimaniamo a Treviso, dopo l'ennesima scazzottata tra minorenni in zona stazione delle Corriere, parla un commerciante della zona di via Roma esasperato dal comportamento dei ragazzi. Logicamente quando vedi che alle 4, 4 e mezza, alle 2, 3, a volte 4 pattuglie se ne vanno e poi lì, da lì a poco comincia a far buio e comincia a arrivare, diciamo, la peggio gente. Quindi sì, secondo me i controlli andrebbero sicuramente implementati, ma sicuramente ridistribuiti in maniera da avere copertura sulle fasce orarie più pericolose e potenzialmente in cui vengono commessi più crimini. Anche spesso negli orari di pranzo in cui arrivano tutte le navette dei ragazzi i controlli sono veramente pochi e dovrebbero essere implementati, dato che ci sono stati molti episodi di violenza proprio qua in stazione, proprio nell'orario in cui i ragazzini prendono l'autobus. All'indomani dell'ennesimo episodio di violenza in stazione delle Corriere, che ha lasciato sfigurato un ragazzino minorenne colpito al volto con 2 pugni violentissimi, tanto da fargli perdere 3 denti, i commercianti fanno il punto sulla situazione di quel quadrante critico, dove dicono i controlli potrebbero essere aumentati e i ragazzini, che ormai sono sempre quelli, contenuti nelle loro espressioni. Ce ne sono sempre tantissimi a qualsiasi ora del giorno, dalla mattina presto quando apro il negozio alla sera tardi che chiudo il negozio, sono sempre qua tutti questi ragazzini. Il grande problema è l'arroganza, secondo me. Diciamo che in questi ragazzini c'è un'arroganza molto spinta anche nei confronti di noi negozianti, che diciamo comunque non facciamo mai niente contro di loro, non abbiamo mai fatto nulla. Anche quando vengono in negozio si pongono in maniera proprio arrogante, presuntuosa, prepotenti, e dopo logicamente da queste situazioni nascono gli episodi di violenza. Se 2 prepotenti si scontrano, che poi non sono mai 2 perché sono sempre in gruppo almeno 4, 5, 6, anche di più, e logicamente non può che andare così. In questo caso si tratta di 2 minorenni che si conoscevano e che si sarebbero affrontati per questioni personali, non quindi di una baby gang in cerca di menare le mani, ma il problema rimane, e soprattutto l'idea che l'impunità regni sovrana aumenta lo sconforto tra i commercianti. Il fatto è che comunque sanno che rimangono impuniti, quindi loro dicono lo faccio una volta, non mi succede niente, alla seconda neanche, dalla terza lo prendo come abitudine e comincio a fare un po' quello che mi pare. Quindi sì, secondo me andrebbe, oltre appunto ai controlli, anche cercare di far capire a questi ragazzi che se continuano così ci sono delle pene che insomma li andranno a condizionare la vita, anche se dubito che possa servire a qualcosa, perché comunque sempre di più, sempre più prepotenti, quindi speriamo nel sindaco che faccia qualcosa, nelle forze dell'ordine che facciano qualcosa, ma sono molto scettico dopo anni di nulla facenza da parte di questi sopracitati. E di giovanissimi parliamo anche a Pordenone, dove un video è arrivato alla nostra emittente documenta una rissa scoppiata in pochi istanti e degenerata in un violento parapiglia sotto gli occhi di altri studenti in una scuola. È questo il video shock che arriva alla nostra emittente, girato all'esterno di una scuola del Pordenonese. Protagoniste alcune giovanissime coinvolte in una lite che in pochi istanti si è trasformata in un episodio di estrema violenza. Come mostrano le immagini inviate da un telespettatore, la tensione esplode rapidamente. Le ragazze si affrontano, finiscono a terra e poi scoppia il caos. Volano schiaffi, pugni, calci, spintoni e tirate di capelli sotto gli occhi increduli di alcuni compagni. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine dell'episodio ci sarebbero motivi di gelosia. Una ragazza avrebbe iniziato a insultare pesantemente un giovane, per poi passare subito ai fatti, aggredendolo con schiaffi e spintoni. Il ragazzo
ragazzo, come si vede dai filmati, non avrebbe mai reagito, tentando anzi di calmare la situazione. Nel giro di pochi secondi, però, la scena degenera. Altre ragazze intervengono e scoppiano più scontri tra gruppi contrapposti, insulti, urla e colpi che trasformano il cortile in una vera e propria guerriglia. Un episodio che riporta al centro dell'attenzione il tema della violenza giovanile e che si inserisce in una serie di fatti di cronaca che negli ultimi mesi hanno interessato il territorio. Rimaniamo in Friuli, brutale aggressione in piazza Venezia, un minorenne triestino è stato circondato e picchiato da un gruppo di adolescenti stranieri, ferita a colpi di tirapugni, la vittima è dovuta ricorrere alle cure mediche. Circondato e picchiato dal branco anche con l'utilizzo di un tirapugni. La brutale aggressione è avvenuta ieri sera dopo le 22 in piazza Venezia. Vittima dell'episodio un minorenne triestino. Stando a quanto appreso, il ragazzino stava tranquillamente passeggiando fra la piazza e via Cadorna quando all'improvviso e senza apparente motivo è stato circondato da 4 minori stranieri che lo hanno minacciato, spintonato e preso a calci e pugni. Il malcapitato ha cercato di divincolarsi dalla presa dei suoi aggressori, ma a un certo punto uno dei giovani stranieri ha indossato un tirapugni e cominciato a colpire il giovane alla testa. Dopo l'aggressione il gruppetto di adolescenti è fuggito. Sul posto sono arrivati i medici del 118 che hanno prestato le prime cure al ragazzino aggredito, poi il viaggio in ambulanza fino all'ospedale Burlo Garofalo. Fortunatamente le ferite riportate dal giovane triestino non sono gravi. Sull'episodio indagano i carabinieri, si procede per lesioni aggravate dall'utilizzo del tirapugni. I militari dell'Arma hanno già acquisito le immagini di videosorveglianza della zona per individuare gli aggressori e ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Sempre nella serata di ieri si è verificato un altro episodio violento, questa volta in viale 20 settembre. Un sedicenne è stato circondato e colpito con calci e pugni da un gruppo di 4 persone mentre passeggiava con la ragazza. Anche in questo caso un'aggressione senza motivo. Che si tratti dello stesso gruppo di adolescenti stranieri che ha circondato e picchiato il ragazzino in piazza Venezia, anche per questo fatto indagano i carabinieri. Ed ora ci fermiamo qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente qui in studio in diretta. Siamo tornati in diretta, l'avevo annunciato prima, quindi vi presento gli ospiti che ci hanno raggiunto qui, che sono Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano. Intanto buongiorno sindaco. Buongiorno, buongiorno a tutti. Emanuele Crosato, sindaco di Cessalto, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno a tutti. Dunque, abbiamo fatto vedere 3 servizi, siamo partiti da Treviso, siamo andati a Pordenone, siamo passati per Trieste, ma il comune denominatore è sempre quello. Giovanissimi, risse, e addirittura a Pordenone, insomma un video che davvero non è neanche commentabile, con ragazzini, ragazzine piccole, che insomma piccole, giovanissime, che si sono prese per i capelli, insomma sono scene davvero che fanno pensare, e nonostante si parli di questo argomento non smette mai di esserci questo fenomeno, continua ad essere un problema. Sindaco. Sì, vedo due problemi principali. Il primo, che dà una forte insicurezza verso i cittadini, e quindi crediamo che alcune zone, stazione, piazze siano praticamente off limits per noi cittadini, e questo già è un problema grandissimo, la sensazione della sicurezza. Dall'altra parte c'è un problema sociale, c'è un problema di questi ragazzi che non trovano altri valori, non trovano altre forme per sfogare anche il proprio disagio, e quindi in questo diventa forma di attenzione anche per noi sindaci il fatto che nonostante tutti gli sforzi e tutta la capacità di investire negli sport, immagino Marco stessa cosa, di riuscire a investire verso le associazioni, verso strutture, non riusciamo a dare una risposta concreta. Quelli però, quel caso specifico, quello di Pordenone, alcuni casi che abbiamo visto in provincia di Treviso, però è una forma criminale, cioè non andrei diciamo a trovare troppe non si parla più di devianza, sì, solo... esatto, sono forme criminali, e anche i modi veramente brutti, cattivi, e anche il fatto mi ha colpito che fossero delle ragazze. Questa cosa mi ha particolarmente colpito. Sindaco? Sì, sono d'accordo, e credo che le istituzioni da questo punto di vista stiano facendo il loro. Forse servirebbe anche un po' più di interessamento da parte delle famiglie. Io non vorrei dare sempre la colpa alla società, sempre all'esterno. Bisognerebbe magari farsi un esame di coscienza anche al proprio interno e vedere. Io francamente ho una figlia adolescente e anche lei non è
che righi sempre dritta, ma credo che quello sia piuttosto umano, però ecco, se dovessi vederla così, neanche in mezzo, ma vicina a una situazione del genere, vuol dire che mi farei un esame di coscienza e vuol dire che qualcosina probabilmente avrei sbagliato anch'io e la mia famiglia. È evidente che serve una revisione globale. Qui la società odierna, ma in tutto, tende a dare sempre le colpe agli altri e mai a farsi gli esami di coscienza e a prendersi le proprie responsabilità. Qui c'è una grossa mancanza anche da parte del primo nucleo formativo e educativo. È vero anche che le problematiche che hanno le famiglie al giorno d'oggi non sono quelle che avevano quando ero piccolino io, per esempio. Quando ero piccolino io ho visto tantissimi operai, i miei erano impiegati, costruirsi la casa e anzi avere anche magari la casa al mare. Oggi questa cosa qua è diventata praticamente impossibile, si è votati al lavoro 150 ore al giorno e chi ce l'ha il lavoro? Quindi ci sono delle problematiche che magari portano anche i componenti della famiglia che dovrebbero dare l'educazione ai figli a essere impegnati altrove per dare il sostentamento ai figli. Per cui ecco, c'è una serie di ragionamenti da fare, tenendo conto e partendo dal presupposto che effettivamente questa è una forma di reato, non è una devianza assolutamente. Insomma, non parliamo più di ragazzate o di risse così, perché insomma abbiamo visto le immagini che davvero dovrebbero far riflettere tutto, forse davvero anche le famiglie, perché tanto viene fatto dalle istituzioni, dai comuni, l'abbiamo detto, tanti progetti, abbiamo visto anche su Treviso progetti proprio per cercare di coinvolgere i giovani, quelli che sono, eppure terminano i progetti, ricominciano queste situazioni, quindi insomma forse... Sì, è che molte volte magari fa più rumore questi fenomeni, e mentre le cose normali che vengono fatte non hanno comunque una comunicazione, perché nel mio comune gli alpini vanno a fare l'educazione civica ai bambini delle scuole. Ieri ero con dei ragazzi che andavano a montare le tende e stavano la giornata fuori, quindi comunque cose piacevoli di condivisione che non fanno, giustamente non fanno rumore. Non è solo questo, non è solo quei fenomeni, i Maranza eccetera, ci sono un'infinità di ragazzi per bene che vanno a scuola e che fanno una certa educazione civica. Io cambierei però argomento, perché c'è un argomento che sta davvero sollevando un ciclone di polemiche e che riguarda proprio lo scoop fatto da Fatto Quotidiano, che dice insomma l'AIS, che è il corpo, l'abbiamo visto, ma lo vediamo continuamente nelle immagini che ci arrivano da Minneapolis, con insomma quello che accade in quelle zone. L'AIS che potrebbe essere coinvolto nella sicurezza delle Olimpiadi. Ovviamente questo ha scatenato una tempesta politica, qualcuno minimizza, altri dicono no, bisogna insomma essere certi che non ci sia una cosa del genere in un evento come quello delle Olimpiadi, con tutti i valori dello sport che poco hanno a che fare con quello che si è visto nelle immagini di Minneapolis. Non è semplice, ma non è semplice parlare di questo argomento, non è, anche perché non vorrei mai essere travisato nel ragionamento, però ecco, io credo chissà quante volte delle forme esterne di vigilanza sono state impiegate anche in Italia. Io non voglio credere che sia la prima volta che c'è una commistione magari con gli Stati Uniti. Oggi l'AIS è sulle prime pagine dei giornali per quello che è accaduto. Attenzione, anche lì sono episodi gravissimi, ma sono pur sempre episodi. Lì c'è stato un arruolamento di non so quante migliaia di risorse, e come sempre quando si arruola un numero cospicuo di persone vi è sempre una frangia estremista che pensa di essere arrivata là e adesso può picchiare, fare e brigare come crede. Ma questo non avviene solamente negli Stati Uniti, è una cosa piuttosto così omogenea in determinati paesi. Vero che il ruolo per cui sono stati arruolati, perdonatemi la cacofonia, è ben diverso da quello che
può prevedere una Olimpiade, per quanto io sia convinto che si debba assolutamente garantire una forma di controllo e di sicurezza oltre gli standard, perché ricordiamoci che ci sarà molta gente, sarà un evento seguito in mondovisione, ci sarà un giro di affari anche lì cospicuo, per cui e ci sarà soprattutto una serie di persone che graviteranno intorno alle Olimpiadi di Milano Cortina di un certo livello, di una certa autorevolezza, per cui è necessario che vi sia garantita la sicurezza. Chiamare l'AIS è la soluzione? Non lo so, non spetta a me assolutamente dirlo. Diciamo che insomma, questo è stato uno scoop giornalistico da verificare, fra l'altro, questo lo diciamo, però fosse vero... Sì, esatto, innanzitutto sì, non ho visto le fonti, quindi non mi permetto di dire che è vero, eccetera. Certo. Ma se ci fosse qualsiasi forma di sicurezza, anche perché è un evento mondiale, non è un evento diciamo italiano, solo veneto, quindi è importantissimo e non oso neanche immaginare i sistemi di sicurezza, soprattutto per la prevenzione del terrorismo, eccetera. Quindi qualora poi succedesse qualcosa, speriamo di no, però succedesse qualcosa, siamo i primi a dire ma non c'era un sistema di sicurezza, non c'era questo, non c'era l'altro, quindi ben vengano tutte le forme di controllo di quell'evento e che siano più efficaci e più efficienze assolute. Poi il fatto che magari è il nome che in questo momento in America sta facendo discutere fortemente. È vero, molto probabilmente sono state arruolate persone inadatte per quel ruolo, però io sono convinto che difendere i propri confini sia un principio fondamentale per qualsiasi paese. Sì, anche se poi diciamo che insomma, i politici a sinistra dicono insomma, perché far arrivare diciamo un corpo di polizia americano o comunque esterno ai nostri per garantire quello che dovremmo garantire noi come essendo nel nostro territorio. Sindaco, secondo lei no? La trovo... La vedo scettico. No, io non sono scettico, non sono mai... però non mi aspettavo neanche che la sinistra dicesse che bello arriva l'AIS, ecco. Perdonatemi, sarebbe stato così, quello sarebbe stato il vero scoop, ma no, in realtà io credo che se si può fare qualcosa per garantire ancora di più lo si possa fare, perché attenzione, noi abbiamo un tot numeri di forza dell'ordine e attenzione, non siamo neanche quelli messi peggio numericamente parlando in Europa, che poi dopo che ecco ce la vogliono raccontare. In realtà forse ecco il problema vero è che molte forze dell'ordine sono impegnate anche loro con una burocrazia assurda e sono impegnate in ufficio piuttosto che essere sul territorio, però in realtà il numero agenti per numero abitanti non siamo proprio quelli messi peggio. Questa è una cosa che credo sia corretto dire. Detto ciò, non è che dobbiamo garantirla noi, allora cosa facciamo? Prendiamo gli agenti da qualche parte, già si fa. Perché comunque anche la polizia municipale, certo, per dire, viene magari impiegata proprio per il periodo delle Olimpiadi e viene tolta, tra virgolette, da alcuni comuni. E per amor di Dio, però comuni che possono sopperire all'assenza di qualche agente con altri agenti. È evidente che se si concentrasse tutto quanto là, probabilmente si lascerebbe scoperto dell'altro, per cui sì, la trovo un po' forzata, ecco, come spiegazione. Se invece si vuole stigmatizzare quanto successo a Minneapolis, quello credo che sia corretto, certo, ma si può fare in altre maniere, ecco. Sì, a me è venuto in mente un congresso in cui sono andato che durante gli anni 70 e 80 i nostri corpi di polizia e dei carabinieri andavano a fare all'estero delle attività, sì, soprattutto antiterroristiche, e quindi questa cosa mi ha colpito perché noi avevamo diciamo in quel momento avevamo il terrorismo e quindi avevamo anche delle forme di controllo superiori di altri, quindi non vedo nulla di male che in un evento internazionale vengano altre forze e ci sia un confronto. Lo vedo anche utile perché magari in uno scambio anche di informazioni. A parte. Ma sì, ma no, guardi, non credo che è solo il nome che ha colpito, posto che dobbiamo verificare se ci saranno sicuramente dei corpi, certo, diciamo di altri paesi, certo, e ben vengano. Poi cioè io magari come paese sono più vicino al Friuli, per me è abbastanza normale vedere i militari americani girare
e anche loro hanno le forme Certo. del loro controllo, quindi in maniera pacifica, e non sono mai È successi. il nome che lascia probabilmente, esatto, che ha scatenato. E fra l'altro lo dobbiamo dire che questa sera arriva la fiaccola olimpica, arriva Belluno, quindi insomma siamo vicini ormai all'inizio, 6 febbraio, delle Olimpiadi. Sì, assolutamente, assolutamente. È bello vedere i nostri paesi. Abbiamo seguito tutto il percorso dal Veneto orientale, da Rovigo, salita nel Veneto orientale, arrivare nel Trevigiano. È anche bello, un numero anche impressionante di persone che si avvicinano, e altrettanti che devono tenerle lontano, perché in quel momento è un momento molto, molto particolare, quindi è divertente. Certo, le Olimpiadi sono una grande possibilità per il Veneto, per Cortina, E non solo. quindi dobbiamo farle al meglio, perché da ciò può venire solamente un volano positivo, anche in termini di immagine e di conoscibilità Proprio ieri stavamo parlando in famiglia sul fatto se avesse un senso farle a Cortina o cosa. Sì, è vero, magari Cortina viene riconosciuta a livello nazionale, europeo, così avrà veramente un respiro internazionale e verrà riconosciuta per quello che è. Sindaco, lei ha seguito un po' questo viaggio della fiaccola olimpica, Ma insomma, nei vari territori. Io l'ho seguito in maniera un po' così parallela, nel senso che non essendo passata per il mio territorio un po' l'ho sentita meno, parlo proprio per il territorio di Spresiano. Sì, sicuramente è un momento che propedeutico, no? Di avvicinamento, anzi alle gare, e io sono d'accordissimo con Emanuele. E guardate, molto spesso non ci si rende conto di quella che davvero sarà la ricaduta di un evento del genere sul territorio. Se ne parlerà per anni. Guardate dove sono state fatte le Olimpiadi, sia quelle invernali che quelle classiche, diciamo così. Negli ultimi 20 anni ancora tutti si ricordano un qualcosa. Scatta un meccanismo per il quale davvero, oltre al volano economico che si creerà, ci sarà un affetto sicuramente maggiore per i luoghi che hanno ospitato, che ospiteranno le Olimpiadi. E io, scusate, ma faccio un ragionamento anche a favore di Spresiano da questo punto di vista, perché tanto si parla del velodromo di Spresiano, tanto si parla di quello che investirà il comune di Spresiano per il velodromo. Guardate, il velodromo, se tutto andrà come deve andare, 2029 mondiali di ciclocross e 2031 mondiali a Trento di ciclismo, voi non avete idea di cosa arriverà sul territorio trevigiano e quanto si potrà vivere, tra virgolette, di rendita, perché non mi permetto di usare un termine del genere, grazie a una struttura del genere. Adesso è difficile magari farlo capire ad alcune persone, ma in realtà basta avere un po' di visione e vedrete che insomma sarà sicuramente un toccasana per tutto il territorio provinciale e anche oltre. 2029 quasi, insomma, siamo dietro l'angolo quasi. Sì, in realtà il mondiale di ciclocross, diciamo, la costruzione del velodromo non è dirimente per il mondiale di ciclocross, che può essere comunque disputato, però è evidente che se hai un velodromo a fianco magari qualcosina di più attira. Però guardate, sono innumerevoli le ricadute che avrà il velodromo. Guardate, non più tardi di un mese fa noi, il comune di Carbonera, abbiamo ricevuto 2 milioni di contributo dal Ministero per una ciclabile che unisce i due comuni e che, fatalità, passa proprio in zona velodromo. Nel dossier che abbiamo presentato per ricevere questo contributo c'era scritto che lì sarebbe sorto un velodromo, per cui ecco, anche in prospettiva di finanziamenti, e non più solamente a Spresiano, perché abbiamo anche il comune con Termine, ha un senso. Certo. Per cui ecco, io capisco che ci siano persone scettiche, ma fidatevi che un po' di ragionamenti sono stati fatti a riguardo. Se posso, da ex ciclista, sono veramente contento di più ancora, perché noi non avevamo strutture in Italia adeguate per la velocità su pista, cosa che invece in passato ci ha portato una caterba di medaglie.
E adesso sarà bello, perché io spero di vedere un trevigiano, magari tra 10 anni, il nuovo magari Pippo Ganna o un altro trevigiano importante che nasca da Spresiano, dai nostri comuni, e venga a allenarsi lì da voi. Ma poi se ci pensi anche al netto proprio del ciclismo su pista, che è un po' settoriale, diciamo, ma è assolutamente poi sì. diventano Poi su strada, sì. Però anche l'allenamento. Per gli allenamenti siamo qui che ci lamentiamo, ci sono anche eventi tragici spesso quando il ciclista va ad allenarsi su strada. Beh, insomma, quantomeno anche nei periodi un po' più freddi abbiamo un velodromo in cui si può girare, insomma, se fa gamba, no? Anche se mi dicono sia ben diverso correre nell'anello che correre per strada, però insomma, questo non lo posso sapere, io non sono un ex ciclista e si vede anche dal Sì, è una disciplina molto diversa, però si avvicina, perché tutti gli sprinter più importanti, quelli che fanno gli sprint, diciamo, al Giro d'Italia, nei grandi giri, poi vengono dalla disciplina della pista. E quindi è fondamentale. Non avremo certo scalatori a livello di Pantani, però avremo grandi finisher o il nuovo Cipollini e quant'altro, quindi medi in Spresiano. Ecco, questa è una bella attesa. Allora, prima di chiudere, io volevo fare una domanda politica, aprendo la pagina un po' politica. Sindaco, lei? Sì, lei. Va bene. Sì. Politica. Spresiano andrà a elezioni. Sì. E quindi la domanda è: lei si candiderà di nuovo come sindaco? Allora, Spresiano andrà a elezioni, non sappiamo ancora bene quando sarà, però sicuramente nella finestra primaverile e estiva, e si andrà al voto. E sì, effettivamente a Spresiano c'è la possibilità di fare il terzo mandato, visto il cambiamento della normativa di qualche anno fa. È evidente che per un sindaco uscente viene prima di tutto il proprio territorio, quindi avere la possibilità di ricandidarsi sicuramente è una possibilità. Non nego che dopo le regionali tantissimi cittadini mi hanno detto: beh, adesso cosa resti con noi altri? No? Mi ha anche insomma, stupito sta cosa, adesso un po' me l'aspettavo, non è che però ci speri, però c'è sicuramente questa possibilità. Io ripeto, non sarebbe cambiato l'amore per Spresiano anche se fossi approdato in regione, perché comunque è evidente che quando uno è in regione poi dopo lavora per il territorio suo e per quelli limitrofi, ma poi dopo lavora per tutti, però è evidente che il cuore uno ce l'ha nel suo paese. È sicuramente una possibilità che non sto valutando da solo, ma sto valutando con tutta la mia squadra, certo. Perché è evidente che sì, la faccia ce la mette Della Pietra, ma se non c'è una squadra forte come quella che ho avuto il privilegio di guidare, e anche chiaramente la precedente, non vai da nessuna parte, per cui adesso sono in fase di riflessione. Sì, dopo si dice sempre così. Si dice così, però in realtà no, in realtà no, che dopo non, però è evidente. Poi ci sono tante cose da portare a termine. Purtroppo uno dice sì, dovete poi finirle prima, vabbè, è vero anche questo, però lo stesso velodromo, per dire, è una cosa che siccome ci abbiamo lavorato tanto, sarebbe bello anche portare a casa, ma così come Villassina, così come la rotatoria a Visnadello, insomma ci sono tante cose che sono state improntate, ed effettivamente tutto quello che è arrivato grazie alla nostra amministrazione, che sarebbe un peccato, ecco, non poterle inaugurare, però io Dio, non si può neanche sempre far tutto, adesso speriamo di sì. Lei rifarebbe un terzo mandato? Non lo so, nel senso che è il primo. Beh, vabbè, ho capito, ma il secondo è sicuro. No, il secondo potrebbe essere quasi sicuro, però guardi, io sono in consiglio, ormai non mi ricordo più da quanti anni, cioè sono consigliere penso appena dopo i 18 anni, e quindi sì, capisco, è bellissimo, è una cosa che ti coinvolge, è bello vedere anche realizzati i tuoi obiettivi. Marco prima parlava del velodromo, cioè, immagino magari che tagliare anche il nastro simbolicamente
è una cosa che vuoi assolutamente fare. C'è dall'altra parte che l'altra parte della medaglia che non vedi, che comunque abbiamo tutti un lavoro, abbiamo tutti una famiglia, dobbiamo rincorrere anche noi le nostre incombenze, quindi bisogna fare delle valutazioni in primis con la propria famiglia, cioè devi andare a casa e chiedergli se tua moglie, la tua compagna, i tuoi figli sono ancora disposti a vederti meno, ad essere praticamente di corsa. E quindi questa cosa, diciamo, conoscendo Marco, l'affetto che ho nei suoi confronti e sapendo la bellissima famiglia che ha, tu pensa che io nei 2 mandati ho avuto 2 figli, quindi attenzione che non... però con la famiglia, ce n'era già una prima fuori dai mandati, quindi è come se eventualmente una per mandato. Ecco. Questo per dire che insomma dopo se no diventa... i sindaci ovviamente sono davvero presenti nel territorio. Sì, in effetti io tante volte non è che mi arrabbio, rimango deluso quando ci accostano a una politica, ci dicono di privilegi e quant'altro. Ad esempio anche quando sono successi dei furti in casa a dei sindaci, ho letto, insomma, proprio guardi sui social delle brutture proprio che gli mandano i peggiori insulti. Io non capisco, cioè siamo persone normali che facciamo il nostro lavoro, lo facciamo con passione, facciamo il ruolo di sindaco nel tempo che riusciamo a ricavarci, rischiando tantissimo, perché ogni volta che prendiamo una decisione la prendiamo noi e siamo responsabili proprio legalmente del comune in qualsiasi ambito, quindi anche un po' di, non dico rispetto perché ormai sta cosa è partita, però un minimo di comprensione, quello sì, e quindi non so se consiglierei a Marco di fare il terzo mandato per questo, solo per questo. Però si sta valutando. Devo farvelo dire? No, il tempo. No, certo. Aspettiamo. Elezioni che ci sono delle altre scadenze adesso che dobbiamo sistemare. Esatto. Prima la presidenza della provincia, poi c'è il referendum e poi dopo si parlerà anche delle elezioni. Del resto, quindi. Io ringrazio. Non so se possiamo mandare la pubblicità subito dopo. Ringrazio intanto Marco Della Pietra. Grazie Daniela, grazie a tutti e buona domenica a tutti. Grazie Daniela. Grazie mille, grazie a tutti voi. Grazie davvero. Ci fermiamo qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio. Siamo tornati nuovamente in studio, sempre in diretta, ed ora vi presento invece l'ospite che ci ha raggiunto. Non ha bisogno di presentazioni, ma Luca De Carlo, segretario regionale di Fratelli d'Italia. Grazie per essere qui. Grazie a voi dell'invito. Partiamo subito con la notizia che ha fatto, insomma, che sta suscitando non poche polemiche, che è quella dell'AIS, che secondo uno scoop giornalistico, da capire poi se sarà vero o meno, potrebbe far parte della sicurezza alle Olimpiadi di Milano Cortina. Ovviamente questo sta scatenando non poche polemiche. Io prima di parlare farei vedere l'intervista fatta con Carlo Cunegatto, consigliere regionale di Alleanza Verdi Sinistra, e poi ne lo commentiamo insieme. Stiamo assistendo alla costruzione di un mondo pericoloso che provo a definire come fascio affarista. Ben inteso, non dobbiamo pensare al fascismo come il ritorno al Fez o al sabato fascista, ma ad un potere sempre più autoritario e ostile ai contripoteri. E affarista perché l'idea è che la logica dell'interesse economico possa prevalere ed essere affermata con tutti gli strumenti, compresa la violenza, compresa la negazione dello Stato di diritto, compresa la forza della guerra. L'AIS uccide una donna di 37 anni e Trump commenta: daremo l'immunità assoluta perché era una radicale. Cioè passa l'idea che un nemico politico possa essere ucciso, come nel fascismo, come in una logica che nega lo Stato di diritto. Ieri viene ucciso un infermiere di 37 anni e Trump commenta: aveva la pistola. L'AIS ha fatto il suo dovere, invece quest'uomo non aveva un'arma, aveva un cellulare. Tutto questo è di una gravità assoluta. Veniamo a sapere che l'AIS forse arriverà a Milano Cortina e Piantedosi dice: ognuno porta la sicurezza che vuole. No, questa forza di polizia parafascista che non rispetta le leggi in Italia e in Veneto non deve venire. Questo deve essere chiaro e noi faremo battaglia. Insomma, parole forti di Cunegatto, dice insomma non devono venire
visto tutto quello che sta accadendo e visto quello che si vede nelle televisioni. Beh sì, ha ragione quando dice, solo quando dice, che siamo in un mondo pericoloso. Siamo in un mondo pericoloso per tutto quello che sta accadendo. Commenteremo poi ciò che è successo a Manchester, no? Un mondo pericoloso dove uno che uccide una o due persone poi viene rimesso in libertà dopo 10 anni perché accidentalmente ha soffocato una persona. Quello è un mondo pericoloso dal quale dobbiamo difenderci. Dopodiché le modalità con cui le polizie internazionali decidono di collaborare per garantire la sicurezza, secondo le leggi dello Stato che le ospita, di un evento come quello delle Olimpiadi, competono ad altri ragionamenti e ad altre norme naturalmente. Io non ci trovo nulla di strano se anche dovessimo richiedere l'aiuto per gestire un evento straordinariamente importante ma straordinariamente delicato come quello delle Olimpiadi. Credo che nessuno si dimentichi ciò che succede a Monaco in un contesto più o meno uguale, dove il terrorismo nei confronti di Israele era un fattore. Quindi credo che se si possono usare tutte le accortezze, anche se Piantedosi oggi ha detto non mi risulta che ci sia l'AIS e tantomeno Tajani, ma se anche dovessero esserci all'interno di un'ottica di collaborazione, gridare al pericolo, sicurezza e quant'altro perché ci sono le forze di sicurezza mi sembra assolutamente il contrario di quello per cui le forze di sicurezza sono utilizzate, cioè garantire la sicurezza dei cittadini. Lascio perdere tutti i discorsi del protofascismo e quant'altro che mi sembrano più retorica degli anni 70 che hanno già dimostrato il loro fallimento. Mi concentrerei invece sul risolvere i problemi anche della sicurezza dei tanti cittadini italiani e veneti in questo momento. Ecco, c'è forse la preoccupazione un po' dell'operato di questa forza di polizia un po' troppo violenta, forse però lì in America ovviamente. Guardi, poi in territorio italiano negli Stati Uniti esistono regole di ingaggio differenti. Chiunque venga sullo Stato italiano ha delle regole di ingaggio che sono diverse, che in taluni casi sono riduttive per le forze dell'ordine nel nostro caso, perché quante volte assistiamo a episodi nei quali sono i delinquenti ad insultare le forze dell'ordine e le forze dell'ordine non sono neanche in grado di difendere se stessi e quindi neanche i cittadini. Quindi io credo che all'interno delle regole che ci sono in Italia, se qualcuno è ritenuto utile per svolgere un presidio di sicurezza possa venire utilizzato, però neanch'io so se è il caso quello dell'AIS in Italia o se non lo è. Certo che esiste un problema sicurezza per le Olimpiadi, ma non solo per le Olimpiadi, esiste comunque un problema di sicurezza nei quali troppo spesso le nostre forze dell'ordine sono in balia, una volta di ignoranza, una volta di chi pensa che sia tutto dovuto, una volta di chi crede che tanto anche se mi arrestano domani torno in libertà. E credo che questa sia una cosa nel quale noi ci abbiamo messo tanto del nostro in questi 3 anni, che non sia facile, perché sono tante le resistenze, non ultima quelle che abbiamo sentito, secondo il quale chiunque faccia sicurezza sembra quasi visto come qualcuno che riporta periodi bui della nostra storia, quando in realtà basterebbe girarle veramente le periferie oppure i luoghi sensibili anche delle nostre città per rendersi conto che nonostante i tanti sforzi del governo, delle comunità locali che giocano la stessa partita, non giocano una partita uno contro l'altro, tante situazioni facciamo fatica a risolverle e quindi è anche cambiando certa mentalità ipertollerante nei confronti di chi male si comporta e sempre discriminante nei confronti delle nostre forze dell'ordine, che io invece approfitto per ringraziare e per fare un plauso. Credo che cambiando quella mentalità risolveremo anche tanti problemi dei nostri cittadini, proprio per i nostri cittadini e non per cavalcare magari una parte di elettorato che crede invece che le forze dell'ordine non servono perché tanto possa regnare l'anarchia o quelle forme di delinquenza nelle quali si abbeverano magari certe frange di questa società. Lei parlava di sicurezza, che è un altro tema davvero caro ai cittadini, perché purtroppo stiamo vivendo in un momento di insicurezza, di percezione di insicurezza fra i cittadini. Lo vediamo nelle cose insomma di casa nostra, dal furti alle rapine alle spaccate, con gli esercenti ad esempio nel Trevigiano che sono davvero esasperati, alle risse, le abbiamo viste fra minori, che non sono più risse, l'abbiamo detto prima, sono davvero dei casi di reato vero e proprio dove si picchiano a sangue
E soprattutto gli strumenti che utilizzano, cioè coltelli Esatto. piuttosto che armi da fuoco, e in un contesto anche di rissa che non è mai naturalmente giustificabile, ma che è accaduto in qualsiasi realtà, oggi ha un'escalation pericolosa, perché la cultura della vita, anche su questo aprirei una parentesi, la cultura della vita è relativa, per cui si può pensare che a coltellare uno faccia figo, che tanto la vita vale zero. Ecco, io credo invece che dovremmo cominciare a coltivare ancora la cultura della vita, che ogni vita merita di essere vissuta, anche di chi male si comporta, ma deve sapere che esiste una pena se male si comporta, e esiste anche, per amor di Dio, la capacità di poter pentirsi, ma sicuramente una pena certa, e non certo debbano vedere quelli che subiscono i furti, chi compie i furti un domani è libero. Se qualcuno, anche se magari si difende perché è esasperato dai furti, si debba trovare più in rogne lui rispetto a quello che nella vita fa il ladro, e che trova anche qualcuno, purtroppo, nella politica, che ha sempre un motivo per giustificare. Una volta è colpa della società, una volta è colpa del contesto culturale fascista nel quale è cresciuto. Ecco, io credo invece che ci siano cittadini buoni che meritino rispetto, e cittadini ai quali va insegnato il rispetto, che va insegnato con metodi che anche presuppongano la coercizione e il fatto che una volta reiterato quel reato possano anche pensare di rimanere per un tempo bello, lungo e prolungato all'interno delle patrie galere. Anche e non solo, che è un principio che va oltre quello giuridico, per il fatto che la gente non percepisca l'agire di questi delinquenti come un agire tollerato, un agire normale, altrimenti quelli che bene sempre si sono comportati, insomma, avrebbero ragione di arrabbiarsi. Ecco, parlando di sicurezza, parlando di percezione di sicurezza, passi ce ne sono fatti parecchi, però a livello giuridico forse manca ancora qualcosa. Manca dare gli strumenti alle nostre forze dell'ordine e soprattutto ai nostri giudici per fare in modo che chi delinque stia in galera. Ripeto, è stucchevole vedere le forze dell'ordine con le mani legate rispetto alle provocazioni ormai quotidiane di questi Maranza, e dei Maranza anche cresciuti, cioè quelli che credono di poter fare ciò che vogliono della società, e dall'altra parte non fornire strumenti per una coercizione che sia seria. Su questo ci siamo impegnati, continuiamo a farlo, lo faremo oggi nelle scuole, replicheremo il modello Caivano che ha funzionato, che ha recuperato persone verso la scolarità, che punta anche alla cultura, perché la repressione sì, assolutamente è importante, ma anche la cultura, e la cultura deve passare attraverso la scuola, ma alla scuola bisogna dare strumenti nei quali anche chi male si comporta a scuola, come una volta, viene non solo cacciato dalla scuola, ma soprattutto deve essere messo nelle condizioni di non poter godere delle stesse cose di cui godono gli altri coetanei. Penso al motorino, penso a tutte quelle questioni che si possono e che sono oggi mezzi di coercizione che consentono magari di far capire a chi sbaglia che è meglio non farlo. Ecco, noi abbiamo parlato di giustizia in Italia, ma anche all'estero. L'abbiamo visto purtroppo l'uccisione di una donna a Manchester in Inghilterra, uccisa da un uomo che aveva già compiuto un atto simile, aveva già ucciso una sedicenne e forse dicono probabilmente aveva anche altre condanne, insomma, ed era assolutamente libero purtroppo anche di uccidere. Il fatto che tutto il mondo sia paese non ci soddisfa e nemmeno ci tranquillizza, anzi è proprio una questione di mentalità, e lo vediamo non solo in Italia, non ha confini questa mentalità lasciva che si è creata. Credo che su questo la Farnesina, perché conosco il modus operandi anche in altre questioni che hanno portato alla liberazione di tanti nostri detenuti ingiustamente, porti con la stessa fermezza e con il stesso rigore con cui ad esempio ci siamo interfacciati sulla questione di Crans-Montana, nel quale l'Italia ha avuto un piglio deciso nei confronti non solo della magistratura ma anche di come venivano fatte le indagini. Con la stessa maniera pretendiamo dalla giustizia anglosassone che chi ha compiuto questo atto, ma non possiamo non esimerci dal fare le condoglianze alla famiglia e a tutti coloro i quali hanno conosciuto Gloria, perché ciò che accade è qualcosa di straordinariamente terribile, abbastanza frequente purtroppo, certo. E sempre perché parte da tutto dal fatto che c'è una scarsa
considerazione della vita, che è qualcosa che secondo me è straordinariamente importante. Quindi una vita non può valere, se non valeva 1 prima, non vale nemmeno 0 adesso. E su questo davvero si dovrebbe riflettere. Però mi prego anche la pagina politica. Post elezioni c'è qualcuno che ancora chiede la sua testa. Beh, insomma, evidentemente ritengono che abbia una bella testa, altrimenti non chiederebbero una testa, e per qualcuno magari questo sarebbe anche un upgrade, uno scambio così tra teste, però insomma questo naturalmente scherzando, una battuta di questi giorni ricorrenti, i miei amici me l'hanno fatta, ma insomma io credo che l'analisi di ciò che è accaduto sia ormai metabolizzata e che quindi ci si debba concentrare sulle tante sfide che abbiamo. Oggi un supporto al lavoro parlamentare di ciascuno di noi, ma anche tanto lavoro che in Regione i nostri rappresentanti si trovano a fare, per cui indipendentemente dalla testa che si chiede o dalla testa che si ha, credo che l'obiettivo primario di ciascuno di noi, compreso il sottoscritto, ma anche di altri, debba essere lavorare per risolvere i problemi piuttosto che occuparsi della testa di De Carlo, insomma. Cosa cambierà in Fratelli d'Italia a livello regionale? O cambierà qualcosa o a livello provinciale su Treviso? Ma Treviso, Borgia oggi ricopre un ruolo importante che è quello di capogruppo, quindi rappresenta tutti i nostri consiglieri regionali e quindi è incompatibile con il ruolo di presidente provinciale, che tra l'altro lui si era guadagnato, non era nominato. Quindi oggi c'è lo stesso commissario che aveva traghettato, che voi conoscete per averlo già ospitato, lo perfido Lopez per noi, che aveva traghettato il partito durante le elezioni. Si aprirà con molta probabilità a primavera, magari dopo naturalmente il referendum, che è un obiettivo che vede mobilitati tanti, anche del nostro partito, per il sì. Si aprirà una stagione di congressi e dopodiché io auspico, come sempre, che il congresso metta assieme la gente e non la divida, perché insomma già ci sono le elezioni regionali che fungono diciamo da cuneo tra le varie persone, perché sempre dividono, perché è la logica della corsa a preferenze che porta a questo, insomma, ma credo che il partito si possa ricompattare. Vedo tante persone intelligenti su Treviso, insomma, e quindi credo che si possa ragionevolmente pensare di fare politica non con l'obiettivo di coprire e ricoprire ruoli, ma con l'obiettivo di essere utili poi a soddisfare i problemi della gente. Ecco, questo io mi auguro sempre che siano le motivazioni che spingono la gente a fare politica. Ecco, è passato un po' di tempo dalle elezioni regionali, insomma si è un po' a carte ferme, si è un po' fatto un ragionamento su quello che è accaduto, soprattutto nella provincia poi di Treviso, che è quella dove probabilmente Fratelli d'Italia è andato un po' peggio rispetto a quello che ci si aspettava. Comprensibilmente, perché qui insomma, se il governatore in tutte le province ha fatto uno straordinario risultato, anche Belluno ha fatto uno straordinario risultato, però non l'ha portato ad essere il più votato, perché lì Fratelli d'Italia è stato il partito più votato. Diciamo che a Treviso, a casa sua, nella patria, evidentemente la risposta alle sollecitazioni dell'ex governatore ormai, ma del governatore uscente, sono stati naturalmente più importanti, ma questa è la stessa analisi che abbiamo fatto a caldo. C'è stato un fattore Z, che era il fattore Zaia, che ha spostato parecchi equilibri. Insomma. Ma si sta pensando a qualcosa per magari evitare poi di trovarsi magari in un'altra elezione con la stessa problematica? Ma le stesse problematiche dipendono dalle persone candidate, insomma, sono tutte elezioni diverse. Io l'ho sempre detto prima delle elezioni, non dopo, che le regionali si parlava una lingua, che alle europee si parla un'altra lingua e che alle politiche poi il traino del territorio è relativamente più debole rispetto alle regionali, dove ciascuno mette le migliori forze anche in termini di preferenze e quindi magari raggiunge un risultato più prossimo. Non nascondiamoci il fatto soprattutto che la Lega aveva un candidato uscente ed uno entrante, quindi aveva dimostrato probabilmente anche all'elettorato una maggiore volontà di ricoprire questo ruolo a livello regionale, che quindi giustamente dal loro punto di vista il proprio elettorato ha risposto diversamente da quanto fa magari alle politiche, dove si riconosce molto meglio in un leader nazionale che oggettivamente in questi 3 anni ha dimostrato di essere molto più veneta di tanti altri esponenti del partito del Veneto, e quindi credo che premino invece Giorgia Meloni. Adesso insomma il nuovo consiglio regionale partito, cosa ci si aspetta? Beh, insomma ci si aspetta intanto che colga il testimone di una eredità importante
non dico pesante, perché io anzi credo che il fatto che Zaia sia rimasto in Consiglio sia un ottimo modo per dare continuità ai suoi 15 anni di governo e anche il ruolo che riveste, che è quello di Presidente del Consiglio. Ci si aspetta che prendano in mano tutti i dossier caldi, scottanti, difficili, ma questo è il ruolo della politica, non è sottrarsi, non è vincere le elezioni. Vincere le elezioni è nulla, e il meno è fatto. Io mi ricordo quando Giorgia Meloni, alla vigilia della vittoria del 2022, ci scrisse: non è il tempo dei festeggiamenti, perché da domani mattina dobbiamo lavorare, ci hanno dato una grande responsabilità, tanti voti presuppongono una grande responsabilità, è quello che abbiamo fatto. Vale la stessa cosa per la Regione. È chiaro che è diverso, ci sarà maggiore, diciamo così, pluralismo, perché prima la figura comunque di Zaia, riconosciuta dagli elettori anche dopo, è stata una figura che accentrava, e quindi invece adesso c'è molta più partecipazione sia in giunta che in consiglio, dove sono rappresentate un po' tutte le sensibilità, e quindi la politica, quella con la P maiuscola, cioè quella che deve mettere insieme gente, perché per litigare basta 5 minuti, la difficoltà è metterla insieme la gente, anche quando parte magari da posizioni leggermente diverse, ma la capacità della politica deve essere quella di fare la sintesi, e quindi in questa legislatura vedremo molta più sintesi di quanta si è vista nell'ultimo uscente. Prossimi traguardi, a parte il referendum? Beh, insomma, già quella è una grande partita, per svecchiare, per finire di compiere una rivoluzione sulla magistratura, e quindi dare ai magistrati più libertà e ai cittadini la consapevolezza. Sto tornando a parlare proprio... Certamente, e soprattutto che ci sia un'alta corte che giudica anche chi sbaglia, perché errare è umano, e quindi è giusto che ci sia qualcuno di terzo che giudica anche chi sbaglia. Dopodiché dovremo dedicarci e continuare a dedicarci a spiegare ciò che abbiamo fatto e ciò che faremo nei prossimi anni e mezzo, 2, fino a che arriveremo alle votazioni, concentrandoci sempre su quelle che sono i programmi per soddisfare i problemi e le esigenze degli italiani, non per un fine ultimo di essere rieletti, perché altrimenti diventa un po' difficile coniugare le due cose. Io credo invece che dovremmo lavorare, continuare a farlo, sulla riduzione delle tasse, sulla riduzione del sostegno alle imprese, che hanno raggiunto gufi e corvi permettendo, ma lo dico coi numeri, abbiamo raggiunto ormai un livello di sostegno che in questi 3 anni ha superato i 23 miliardi, e quindi questi sono tasse, 33 miliardi, scusate, tasse in meno che andremo a pagare. Avremmo le maggiori manifestazioni proprio nel 2026, perché voi sapete, quando si taglia l'IRPEF lo si vede poi su quello che si paga l'anno dopo, e quindi tutti i cittadini si renderanno conto che quello che abbiamo detto non erano solo parole, ma erano atti concreti. Mi dispiace per chi invece interpreta, o non conosce i dati o li interpreta strumentalmente, così, in maniera bizzarra. Ecco, c'è anche una questione che insomma probabilmente si dovrebbe così un po' che dovrebbe far riflettere, quella dei cittadini, cioè il disamore dei cittadini verso la politica, la poca fiducia in generale. L'abbiamo visto insomma nelle votazioni, l'abbiamo visto con la mancanza di persone che andavano a votare, quando sì. Insomma lo diciamo sempre, è un diritto ed è davvero importante. Sì, anche se l'Italia rimane una delle nazioni dove si vota di più, cioè dove è più alta la percentuale, che nasceva da un fatto storico, cioè dal fatto di anni di dittatura, quando dopo il 45 si poté tornare a votare, gli italiani risposero entusiasticamente a questo. Oggi invece c'è una crisi, le cui responsabilità sono sia della politica, ma anche di chi non si interessa, perché se ci fosse lo stesso trasporto che spesso leggiamo sui commenti sui social rispetto al voto, direi che chiunque con una matita in mano cambia il destino della propria nazione molto di più che con un post su Facebook. Io a volte rimango inorridito dal livello di bassezza dei commenti, non dico gli insulti, ma credo che dovremmo anche lavorare, io l'ho detto a livello nazionale, dovremmo lavorare, perché non è ammissibile che una persona, chi che sia, politico o no, possa essere insultata senza che non ci sia una censura questa non è libertà, cioè uno non può sentirsi libero di insultare lei o di insultare me o di insultare un altro cittadino, quella non è libertà, quella è ledere un diritto, non c'entra niente con la politica, con la libertà d'opinione. Tu puoi esprimere liberamente la tua opinione, ma non puoi offendere l'altro. Invece quello che vediamo spesso è
torpiloquio, una serie di slogan buttati lì senza nessun approfondimento, magari da chi poi ti dice è inutile che ragioniamo, tanto io non voto. Allora delle due l'una, certo. Se ti impegni così tanto ad insultarmi, almeno vai a votarmi contro. Grazie, siamo arrivati Grazie proprio. Vi ringrazio davvero Luca De Caro per essere stato con noi, Grazie. speriamo di averlo ancora presto. Presto, arrivedermi sì, presto. presto appunto, che sennò. Grazie. Io vi ricordo fra poco una vita tra il mondo dello scoutismo in politica, da sindaco e da consigliere regionale, il percorso di Gino Micheletto, protagonista dell'intervista che chiude questa edizione e dove racconta come gran parte delle sue risposte le abbia trovate tra le pagine del Vangelo. Io vi lascio a questo, ringrazio anche Edoardo Paris e Alberto Pivetta per averci seguito, vi do appuntamento per domani, prima edizione, grazie, arrivederci. Un'altra puntata di Percorsi, con noi Igino Micheletto, un volto della politica, un volto sociale, un volto anche dell'amministrazione, ex sindaco di Scorzè. Intanto benvenuto a questa nostra... Grazie dell'invito, non potevo, come dire, rifiutare un invito di Don Adelino perché sarei stato segnato in vita, ecco, per cui è una cosa assolutamente fuori discussione. Allora cominciamo con il percorso di vita, per chi non lo conosce, chi è Igino Micheletto? Gino Micheletto è una persona normale che ha tentato nella sua vita di mettere insieme alcune qualità o talenti che la fortuna ci ha dato o che la provvidenza secondo la fede ci ha dato, no? Io nasco in una famiglia molto numerosa, sono il 12° di 13 fratelli. A Scorzè, 13 fratelli. Diciamo che avevo genitori, mio papà in particolare, nonostante avesse la terza elementare, era una personalità. Cioè, vuol dire, ed era un uomo di grande fede, cioè io ricordo del ragazzo che è finito per esempio nel mese di maggio, e dopo mangiato si tirava via la tovaglia, si faceva il rosario e tornava a tavola, cioè gli avevamo iniziato 8-10 persone, quindi questa era, come dire, Parliamo di che anni? Parliamo di anni 60. Un Veneto rurale proprio? Un Veneto rurale, un Veneto però che a casa mia, nonostante la quantità di persone, i problemi che c'erano, eccetera, io ho vissuto l'accoglienza, non perché me l'hanno predicata, ma perché l'ho vissuta. Cioè, a casa mia venivano a dormire quelli che facevano le sedie, impagliavano le sedie da Belluno, venivano a dormire a casa mia, e trovavo dei poveri che venivano a carità alle 7 di mattina. Cioè, ho vissuto questa esperienza di socialità, di comprensione degli altri e delle fatiche degli altri, l'ho conosciuta non per le prediche ma per gli esempi, no? Per cui sono sempre stato convinto, anche proprio nella mia condizione di vita, di tante esperienze, che l'educazione non avviene per prediche, per grandi, avviene in un clima, in un ambiente, in una situazione in cui respiri questo clima, no? Ecco. Pensavo che a casa mia, per esempio, ti dirò che nonostante eravamo una famiglia numerosa, non è mai mancata una cosa a casa mia. La prima spesa che mio papà faceva quando aveva i soldi, aveva l'abbonamento al giornale. Noi avevamo l'Avvenire sopra la tavola, da piccolo. Cioè, questo me lo ricordo perfettamente, e si leggeva questo qua, e per cui si discuteva con i fratelli di questa cosa qua. Cioè, mio papà riteneva che il giornale a casa, cattolico in quel tempo, fosse stato una delle cose fondamentali per la vita di quella famiglia. Ti pensi? Quindi sì. E per me questa è una cosa meravigliosa. Quindi c'è il percorso di conoscenza, l'informazione, la conoscenza, la consapevolezza, ma anche la solidarietà. Soprattutto la solidarietà. Soprattutto questa è stata l'esperienza della mia vita, insomma, che poi in qualche modo ho cercato, come dire, nelle mie possibilità di essere sempre attento a queste situazioni. Mi interpellavano perché io non pensavo che educare i miei figli alla solidarietà fosse dirglielo, ma quando venivano su al mattino, per esempio, hanno trovato un ragazzo che dormiva sul divano perché l'ho portato a casa perché non sapeva dove andare, no? E quello era l'insegnamento, non voleva fare prediche perché, per come, che discorsi, ho trovato. Ma sì, cioè voglio dire, per esperienze, tu ti sarà capitato di andare qualche sera in una famiglia così, che magari conosci da poco, no? Dopo 10 minuti
senti subito se è il tempo di levarti il cappotto, di dire grazie, oppure di scusate, vado con un impegno, devo andare via. Ecco, il clima, l'ambiente, si respira questo clima. E tante volte si ha la sensazione che non si fa nulla. Se anche una parrocchia, un ambiente, c'è un clima, un ambiente, quello educa. Torniamo a questi temi, però adesso facciamo il percorso di fede. Come si arriva al percorso di fede? Come arriva? Ma mira, fede, ti ripeto, ho vissuto questa esperienza da bambino, da ragazzo, poi facendo il chierichetto, ho vissuto l'ambiente cattolico nostro, normale. Per me però la fede è sempre stata legata alle opere, la fede del fare, insomma. Sì, questo sì, forse è un limite, questo magari qualche teologo dice che è un limite, ma per me non è un limite, no? Quindi è questo che porta poi all'impegno come amministratore locale, come sindaco e anche magari la scelta politica poi come consigliere regionale? Beh, la scelta politica sta dentro. Quando mi sono impegnato nello scautismo, che per me, cioè far comprendere sono stato responsabile regionale della GESI, c'è stato anche Don Bruno Cavarzà insieme, Don Adelino Bortoluzzo insieme con me, abbiamo fatto capire che senza la comprensione che l'educazione è la prima scelta politica, la prima, perché io educo, do la possibilità ai ragazzi di crescere in un ambiente nel quale imparano la solidarietà, eccetera. Questa è veramente la politica, no? Poi l'amministrazione è un'altra cosa, è importantissima quella se si fa. Per cui, come dire, la politica sta dentro il vivere. Cioè, senza una visione politica non c'è educazione, cioè, la politica è quella cosa che permea la situazione e contagia gli altri, no? Ma allora una politica che guarda al Vangelo? Sì, ma ci sono degli ottimi politici che non guardano il Vangelo. Io ti faccio un'esperienza, se mi permetti di farla. Io quando sono stato eletto sindaco, la prima volta, il problema principale che ho trovato a Scorzè era la situazione del nomadismo, di nomadi, che stazionavano continuamente nel paese creando confusione, maldicenze e quant'altro voi sapete, no? Io ho detto, ma un amministratore non può declamare i problemi, deve tentare di risolverli. Ho tentato questa strada, difficilissima, ho tentato questa strada. Facendo degli incontri, eccetera, tentando di creare un campo sosta per il nomadismo, in modo che i ragazzi potessero andare a scuola, eccetera. Non vi dico le assemblee contro. Non ho avuto la solidarietà dei parroci. Mi chiedevano conto che ho avuto la solidarietà dell'opposizione comunista in Consiglio Comunale. Non erano cattolici quelli. Cioè, questo è un fatto, voglio dire che... E poi come è andata a finire? E poi è andata a finire che insomma, è andata a finire in maniera per me straordinaria. Dopo 4 anni di questo lavoro, assemblee, contrarietà e quant'altro, no? Quando hanno visto che il problema ho messo questo campo sosta e non creavano più situazioni di disagio intorno, i ragazzi andavano a scuola, insomma, qualcosa è stato fatto, non avrei mai pensato di essere rieletto la seconda volta con elezione diretta dalla gente. Quindi significa che agire... significa che quante volte bisogna avere coraggio. Non solo il coraggio, ma anche una visione, perché la visione significa... Una visione distante, se tu non puoi governare solo per il consenso immediato. Però le scelte, ad esempio, in questo caso sono scelte di solidarietà, di socialità, di integrazione. Sì, ma scelte sempre legate al Vangelo. Scelte difficili però. Il Vangelo non è facile. Ti dirò che sono scelte difficili, sono scelte complesse. Da sindaco quante volte ha cercato risposte proprio attraverso la fede nelle sue scelte? Da sindaco, innanzitutto fare il sindaco del proprio paese, dove che la tua famiglia è radicata in quel territorio, dove hai i tuoi avi, hai i tuoi morti, cioè vuol dire, non è probabilmente la città che probabilmente il sindaco è un'esperienza unica per me, è stata un'esperienza unica, cioè effettivamente particolare, che mi ha fatto incontrare veramente le persone nelle sue difficoltà, eccetera.
ho sperimentato anche cose che non pensavo. Io non avrei mai pensato, per esempio, io ho scoperto 2 cose, avrei mai pensato che si dovesse costruire una casa di riposo. La famiglia grande, i genitori stanno con i figlioli, per carità, ma invece purtroppo entrando dentro la situazione delle famiglie, dei problemi, eccetera, ho costruito una casa di riposo. Quindi sempre comunque con una visione sociale, sempre con una visione in una società però che cambia. Sempre con una visione sociale, una società che cambia, e non si può non far finta di capire che la società sta cambiando, e non puoi ragionare sempre con quello che... cioè le idee sono quelle, ma situazioni vanno viste quelle che stanno cambiando, perché guarda che adesso, anche nelle situazioni che ho sperimentato, non credevo per esempio che nel mio paese ci fossero così parecchie baruffe tra le famiglie o in famiglia, che ho scoperto. È stata una delle scoperte che ho fatto. Casa mia si andava d'accordo, per fortuna, no? Cioè vivo un ambiente particolarmente privilegiato, diremo, dal punto di vista della fede, dal punto di vista dei contatti umani. Non pensavo che invece ci fossero così tante situazioni. Ecco, quello ho lavorato molto, e ho capito che fare il sindaco, forse tanti adesso non lo sanno questo, non serve, ma cosa fai i primi giorni? Doveva fare il marciapiede, la rotta, ma quelle sono le opere che possono fare qualsiasi tipo di impiegato o di tecnico. E tu quando sei eletto hai una funzione educativa, santo Dio. Ho capito. Hai una funzione, è poco da fare, e devi assumertela questa funzione educativa, devi assumertela. Ecco, siccome il tempo scivola via. Se tu togli una banchina a Treviso, che ho da Gentilini fatto trovarlo, cavi via una panchina perché quello non si sieda, è una grande situazione educativa. Al contrario, cioè sono azioni che contano moltissimo. Bene, però io volevo arrivare anche all'aspetto della politica, dell'Igino Micheletto politico, che però ovviamente da cattolico cristiano segue delle linee. La politica come si coniuga con la fede? Beh, la politica si coniuga con la fede, non è la politica in generale, è le persone che fanno politica che si coniugano con la fede. Non è che ci sia un dettame che la politica si coniuga come tale con la fede. È chiaro che delle scelte che tu fai, che qualsiasi persona politico fa, sono determinate dalla sua visione sociale, politica e dalla sua fede. È evidente che gli altri riconoscono in te che se sei un cattolico o no, dal tipo di comportamento eccetera, non tanto però ti dirò che alcune cose che devi fare in politica non sempre possono rispondere unicamente alla tua fede, deve tener conto anche della situazione complessiva degli altri, cioè, se no è integralismo. Mi spiego, sono due cose. Ma nelle scelte pratiche il punto di riferimento deve essere il Vangelo, perché il Vangelo non... È chiaro questo, però io non avrei, io personalmente sarei stato all'inizio, ho fatto la battaglia contro il divorzio, per esempio, no? Ho capito poi, e perché era la mia convinzione quello, ho capito poi che bisognava tenere conto anche di altre situazioni. È poco da fare. E poi il cattolico adulto è uno che sa far sintesi, no? Il cattolico non è mai adulto, non è un integralista, perché altrimenti non riesce, come dire, a cambiare le cose. Perché se tu sei compreso anche da quelli che non pensano come te, no, anche se hai scelte diverse, sei compreso, allora hai un rapporto politico, altrimenti hai un rapporto sempre di conflitto, è difficile questa cosa. Insomma, abbiamo capito che la politica non vede l'integralismo religioso, cioè non può esserci vediamo degli esempi in tutto il mondo. In tempi di crisi questo c'è e crea tanti problemi. L'integralismo crea tanti problemi. Il cattolico adulto non è un integralista, il cattolico adulto è uno che ha una visione generale delle situazioni, delle persone, delle differenze, sa comprendere, sa ascoltare, sa come dire, portare soluzioni che possono in qualche maniera coinvolgere anche quelli che non la pensano come te. Cioè, questo secondo me è importante, perché altrimenti creiamo delle situazioni nelle quali il conflitto
permane e non si risolve le situazioni. Nel mondo la situazione tu sai bene com'è adesso. Però volevo tornare proprio a Gino Micheletto, politico, amministratore, consigliere regionale, la Chiesa e la politica. Beh, insomma, la Chiesa... Intanto uno comincia a guardare la Chiesa come per un parrocchiano di Santa Maria del Rovere, è questa qua, cioè non è che sia... la Chiesa è il suo ambiente, è il suo coso. Io ho avuto rapporti importanti, abbiamo vissuto con delle persone, dei sacerdoti di grande valore, no? Alcuni... Ma la Chiesa deve fare politica? Ma la Chiesa fa politica, non è che deve fare politica, la Chiesa in maniera di porsi fa politica, perché no. Ah, la fa ancora o l'ha fatto ai tempi della Democrazia Cristiana? No, ma come dire, cioè, lo stile di conduzione di una parrocchia è una proposta politica, viva Dio. Se un parroco non ha in mente che il suo tipo di comportamento, di stile, di accoglienza, di cosa, è precisamente una proposta politica. Perché crea un ambiente, crea un rapporti, questa è la politica se non è questa. Cioè, Ma mentre una volta avevamo parroci e avevamo una politica di un certo tipo, soprattutto nella Prima Repubblica, adesso questo tipo di simbiosi, di confronto tra Chiesa e politici c'è ancora oppure c'è una sorta di Aventino? Beh, in alcune situazioni è uno scambio, no? Perché effettivamente è una situazione di scambio, però io ritengo e sono assolutamente convinto che la Chiesa, se parliamo di Chiesa in generale, cioè, come dire, io quello che ho imparato dalla Chiesa, insomma, non ho imparato a comportarmi male, ho imparato a comportarmi bene, o no? Per me, per questo anche oggi la Chiesa esprime questo. Non ho l'impressione che il mondo è molto cambiato, però in questo momento non ho una visione chiara di questa situazione, perché a me la Chiesa, che quando delle costruzioni, delle cattedrali, cioè, non è che mi convinca moltissimo, non mi ha mai convinto, manco meno ancora adesso, no? Ecco, mi convince più la Chiesa delle opere, della solidarietà, dell'incontro, dell'aiuto ai più deboli, mi convince questa Chiesa, e questa parte di Chiesa c'è per fortuna, c'è ed esiste, o no? Grazie della sua testimonianza. Prego, statemi bene.